Il barbe ciuccò, un flabbe popolare. Test e illustrazioni di Roberta Garlatti. Test par Furlan di Piercarlo Begotti. Il barbe ciuccò. Tanti in daur a San Vita il tiliment, in tune picciole chiasute a ierin a stadi besoli su ne frutte di non Marie e Sommari. Tal paese al viveva anche un sobarbe, un nome non grande grues, burbar e ruspius, che non voleva tan bene ai fruttins. Ma stanca gli era anche un po' gnogno, duc lo chiamavin barbe ciuccon. Agli era arrivato carneval e tutti i fruttins erano contenti per via che gli loro mami sa preparavano gli sfrittulis. Anche Maria va resvut gole di mangialis, ma ie e Somari erano centant puaris, ma così tant puaris che non avevano neanche la fersorie par fridilis. La Mari le consolà. Tu varas anche tu gli sfrittulis. Va là di barbe ciuccò e domande se non si impreste la fersorie, ma con buine grazie però. Maria e va resvut mior di no là dal barbe, ma la voce di frittuli se era così grande che si fase anim. Io di tornam alle plene di fritulis. Al rugna barbe ciuccon appena consegnate la fersorie. Là di dopo Maria e mangià così tanti sfritulis che la panza quasi sclopave. Vi ho di la sandi un po' per barbe ciuccò. E disse la Mari. Anzi, vada urman a tornare la fersorie con gli sfrittulis che a son crestadis. Maria si mette per strade, ma il nasebon de sfrittulis saliere così stuzzighin che in un mari momento i vignigole di cerciandi une, poi dopo un'altra e un'altra anche mo, fin tremai che li sfinì dutis. Ecco ma, c'è quarto il barbe ciuccò. Oh, puere mai io. E pensa disperate, perché che barbe ciuccon non si n'accorgesse e gli emplà la fersoria cul caccan di un mus che chiata via per strade. E consegna le fersorie e schiampà chiase svelte, tant che la saette. C'è porcarie! Al dise barbe ciuccon co al cercià la prime fritule. Che ste gli cacan di mus! Tu mi has imbrogliat, canaie! E io sgnot, o vignerai a mangiare! Marie, preoccupate per ciò che aveva fatto, e contaduta a Somari che prinsi disperà, poi cridà e infine ecchiatà la soluzione. Con pecciotis di une stoffe che aveva in chiase e così une pipine che pareva proprio Marie e le imbuttì di gusielis di pomo. Sore sere mette la pipine tagliette di fruttine e porta Marie a dormire dal suo ieton. La mame tre sapuarti se barcons, ma miege gnot, si sentì tutto un sbattin e un berghelà. Ali era il barbe ciuccon che voleva svindicarsi e mangiarsi la fruttina. Sbat, non rivanta a entrare alle su sul cuvierte al vignigliù in cusine a traviers de nappe. Tutto invelegnat, si invia bande la chiamare di Maria e con tune vostre mende al tacavosa. Oh, soi sul prinzialin! Figli di sot! E ci si cave la Maria. Oh, soi sul seancialin! Alvosava il barbe ciuccò. Figli di sot! E tornavi a di la Mari. Oh, soi sul tiercialin! Al sberlava il barbe. Figli di sot! E tornavi a di la Mari. Oh, soi sull'ultim schialin! Al continuava il barbe ciuccò. Figli di sot! E tornavi a di la Mari. Oh, soi sulla porte! E il barbe si buttata liede fruttine par mangiale. Il barbe ciuccò aliere così imbesteat che non si n'accorge che taliet e iere la pipine e le slapà in tumbo con condutis gli sgusielis di pomo. Berlan di dolor al sparinte gnot e di lui non si ha più savut nulla. E Maria? Noi crodares, ma di che di?
non è mai più state così tanto golose.